Buonasera a tutte e tutti, benvenuti all'8ª conferenza dell'edizione 2025 di Storia della Città, rassegna direzione di storia contemporanea organizzata dall'Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, insieme al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Trieste. La lezione odierna, intitolata Katyn, una menzogna di Stato, è tenuta dalla professoressa Antonella Salomoni, che è ordinaria di storia contemporanea presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, docente e ricercatrice di storia sovietica e storia russa. Tra le sue pubblicazioni segnalo i volumi L'Unione Sovietica e la Shoah, pubblicato da Mulino a Bologna nel 2007, Le ceneri di Babi Yar, l'eccidio degli ebrei di Kiev, il Mulino 2019, Il protocollo segreto, il patto Molotov-Ribbentrop e la falsificazione della storia, pubblicato dal Mulino nel 2022, e il recente Lenin a pezzi, distruggere e trasformare il passato, pubblicato dal Mulino nel 2024. Prego, professoressa. Scusi. Va bene. Provo anche ad avvicinare il microfono, in questo modo forse mi sentite bene. Allora, intanto ringrazio davvero di cuore per questo invito, anche perché, lo dicevo prima ai colleghi, è la prima volta che parlo di questo caso, del caso Katyn. Ho intitolato Katyn, una menzogna di Stato, e sono felice di inserirmi all'interno di questo ciclo di conferenze per raccontare un caso che per me lo considero molto complesso, molto difficile da studiare, da trattare, già studiato, non sono assolutamente la prima ricercatrice che se ne occupa, quindi ci sono dei lavori eccellenti sulla questione Katyn, uno peraltro pubblicato in lingua italiana da Viktor Saslavsky, a cui rinvio, è un testo di diversi anni fa, in cui per la prima volta si affrontava in modo, direi, moderno questo caso. E io sono una persona molto concreta e quindi dirò subito alcune cose per collocare il caso Katyn. È il massacro di Katyn, ed è un crimine di guerra. Una strage di cittadini polacchi, in massima parte ufficiali dell'esercito, compiuta nella primavera del 1940, e si trattava di prigionieri di guerra catturati dopo l'invasione della Polonia il 17 settembre del 1939 da parte dell'Armata Rossa, quindi da parte dell'Unione Sovietica, e dunque parliamo di una delle conseguenze del patto Molotov-Ribbentrop, siglato nell'agosto del 1939 e che, in virtù soprattutto di un protocollo segreto che è stato anche oggetto di un mio precedente volume, comportava, fra le altre cose, la spartizione della Polonia fra la Germania nazionalsocialista e l'Unione Sovietica staliniana. Perché ho utilizzato la definizione crimine di guerra? Accennerò probabilmente anche ad alcuni aspetti di questa definizione e di altre definizioni più avanti, perché nell'aprile del 2012 questa è la definizione che è stata adottata dalla CEDU, dunque dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha classificato il massacro di Katyn come crimine di guerra. C'è una discussione in corso, ti accennerò molto rapidamente, ad esempio la Polonia ritiene che sia un crimine di genocidio. Io lo definisco, seguendo la definizione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, un crimine di guerra. Queste esecuzioni, quindi esecuzioni di prigionieri di guerra, quindi violazione di tutta una serie anche di trattati, di regole per il trattamento dei prigionieri di guerra, sono decise da una speciale troika. E che cos'è una troika? È un termine con cui indichiamo un organismo extragiudiziario della polizia politica sovietica. E quindi è un termine che si adottava in quegli anni e dunque un organismo che dipende dai servizi di sicurezza del tempo, quindi dalla polizia politica del tempo, che si chiamava NKVD,
E questa troika decide dunque questa esecuzione di massa, perché è un'esecuzione di massa di ufficiali polacchi, in osservanza di una risoluzione segreta dell'ufficio politico del Partito Comunista dell'epoca, quindi del Comitato Centrale del Partito Comunista, che era stata adottata nel marzo del 1940. Quindi siamo diciamo, questa risoluzione viene adottata subito, quasi subito, a distanza di poche settimane, quindi c'è l'esecuzione di questi ufficiali. E perché vengono sterminati? Perché sono oggetto di un massacro. In questa risoluzione, quindi approvata dalla Troika, si parla di nemici dichiarati del potere sovietico che non mostrano alcuna speranza di riforma. E questa è una motivazione non ufficiale, è una risoluzione segreta che dunque non viene resa pubblica, e si parla di individui che sono radicati nelle loro radici, viene utilizzata questa espressione un po' involuta, sono tutti nemici impenitenti, quindi utilizzo i termini che vengono adottati, incorreggibili, e sono nemici del potere sovietico, quindi vengono sterminati per questa ragione. Le uccisioni avvengono in modo extragiudiziale, dunque non c'è un processo, non vengono convocati i condannati, non vengono presentate accuse, non c'è una decisione di chiusura di indagini sulla loro attività, sulle loro eventuali responsabilità. E nel complesso i prigionieri polacchi che verranno fucilati, l'esecuzione avviene attraverso fucilazione, sono almeno, questi sono i dati che sono stati accertati, 21.768 ufficiali polacchi. Fra di loro c'erano poco meno di 15.000 prigionieri di guerra di una serie di campi di internamento. Tutto questo avviene in parte nella foresta di Katyn. Katyn è una località della Russia occidentale, e in parte avvengono in questa foresta, in parte in altre località non molto lontane. È una zona in cui erano stati creati da poco tempo dei campi di internamento per prigionieri di guerra, e circa poco meno di 8.000 altri prigionieri sono invece uccisi in campi di internamento oppure in prigioni nei territori occupati dall'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica, siamo nel 40, l'Unione Sovietica non è ancora in guerra, è alleata della Germania nazionalsocialista, entrerà in guerra soltanto come conseguenza dell'invasione dell'Unione Sovietica il 22 giugno del 1941, una invasione improvvisa per certi versi, e dunque questo massacro dunque viene realizzato non in condizioni militari. È l'Unione Sovietica che ha invaso una parte della Polonia come effetto del patto Molotov-Ribbentrop, ma senza resistenza di fatto da parte dell'esercito polacco, perché la Polonia viene invasa e cede immediatamente, quindi l'esercito polacco è allo sbando. Quando utilizziamo l'espressione ormai invalsa, che viene utilizzata da tutti gli studiosi, massacro di Katyn, facciamo dunque riferimento in primo luogo al luogo, scusate la ripetizione, prima di tutto al luogo in cui furono inizialmente rinvenuti i corpi, quindi delle tumulazioni di massa di una parte delle vittime. E dunque è una foresta, è una boscaglia, è la foresta di Katyn, un'area boschiva. Si trova, lo dico soltanto come informazione, a circa 15-20 km da Smolensk, che è una città della Russia occidentale, una delle città più antiche della Russia, è una città importante. E peraltro è un eccidio che si colloca in un contesto molto complesso, perché nella stessa zona, fra gli anni 20 e gli anni 30, questa stessa zona boschiva era stata ampiamente utilizzata come luogo di esecuzioni di massa di cittadini sovietici. Quindi siamo negli anni 30, in particolar modo negli anni del cosiddetto terrore staliniano, quindi ci sono uccisioni di massa di cittadini sovietici, e dunque si selezionano alcuni luoghi dove ci sono delle tumulazioni di stragi collettive, e quindi questa stessa zona vede la presenza di altre tumulazioni di massa. E negli anni successivi verranno identificate all'incirca 150 tumulazioni collettive, fosse comuni, e possiamo definirle delle fosse comuni, dove erano sepolte altre migliaia di persone.
In seguito la stessa denominazione massacro di Katyn è stata utilizzata per comprendere tutte le esecuzioni di cittadini polacchi, non soltanto quelli effettivamente tumulati nel bosco di Katyn, ma ci sono altre fosse comuni in altre zone e in vari campi che erano gestiti dalla polizia, direttamente dalla polizia politica sovietica e che avvengono tutte più o meno nello stesso periodo. Siamo nell'aprile-maggio 1940 più o meno. E oltre a questo anche in prigioni situate nelle regioni, sempre nelle regioni occidentali dell'Unione Sovietica. Quindi siamo nelle repubbliche socialiste sovietiche di Russia, Ucraina e Bielorussia, che allora erano tutte sotto all'interno di una unione, l'URSS. Dunque nel momento in cui l'anno successivo, nel 1943, queste fucilazioni che sono segrete diventano note, tutti i luoghi di esecuzione di ufficiali polacchi verranno denominate attraverso questa denominazione comune, strage di Katyn, un massacro di Katyn, che però avviene anche al di fuori di questa zona precisa, il villaggio di Katyn e il bosco di Katyn. Il massacro di Katyn è diciamo, un massacro che oggi, lo accennavo all'inizio, è definito in vari modi: genocidio, crimine di guerra, crimine contro l'umanità. Sono queste insomma le definizioni più comuni, è una tipologia giuridica molto diversa, sono molto diverse le une dalle altre. E dunque queste denominazioni variano molto a secondo del contesto in cui vengono utilizzate. Quindi la vicenda di Katyn è una vicenda che si è trascinata e si trascina ancora, come vedremo, già da molti decenni, sostanzialmente dal 1940. E dunque è un massacro che per la Repubblica di Polonia odierna ha la valenza ha la connotazione propria di un genocidio. Quindi diciamo, il Parlamento polacco ha approvato una risoluzione che riconosce questo massacro come un crimine di genocidio. Naturalmente la Federazione Russa respinge questa definizione. Poi nel 2012, quindi ricordo brevemente questi aspetti propriamente giuridici, nell'aprile del 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo dunque in una sua sentenza ha definito il crimine di Katyn come un crimine di guerra commesso dalle autorità dell'Unione Sovietica, quindi c'è anche un'attribuzione di responsabilità. E questa attribuzione di responsabilità ancora oggi è oggetto di contesa, vale a dire che per lungo tempo l'Unione Sovietica ha negato ogni responsabilità rispetto a questo eccidio, lo vedremo subito, poi dopo c'è stata una ammissione ufficiale nel 1990 e poi sono seguite tutta una serie di nuove discussioni, di nuove diatribe e oggi siamo nel pieno della negazione, di un vero e proprio negazionismo di Stato. Non ho alcuna esitazione a definirlo in questo modo. Allora, ancora alcune precisazioni. Chi erano le vittime? Ho detto più volte ufficiali. Erano degli ufficiali, dei sottufficiali, erano dunque degli alti gradi dell'esercito polacco, in parte della riserva, quindi non tutti erano in servizio, quindi c'erano anche scienziati, c'erano medici, c'erano ingegneri, c'erano avvocati, persone che appartenevano alle professioni liberali, dipendenti pubblici, imprenditori, eccetera. E diciamo, questa comunità, chiamiamola come una comunità, dopo l'invasione da parte dell'Unione Sovietica della Polonia, concordata con la Germania nazionalsocialista sulla base del patto Molotov-Ribbentrop nel 1939, l'invasione della Polonia è della metà di settembre del 1939, questa comunità di ufficiali viene in gran parte disarmata e presa prigioniera dall'Armata Rossa nel territorio della Repubblica di Polonia. Da qui poi verranno trasferiti in territorio propriamente sovietico, quindi Katyn si trova nella federazione russa. E dunque vengono uccisi a distanza più o meno di un anno dall'inizio dell'invasione della Polonia, insieme anche a diverse altre migliaia di cittadini polacchi.
in gran parte agenti della Polizia di Stato, del Corpo di Protezione delle Frontiere, della Guardia di Frontiera, dei servizi carcerari, quindi tutta una serie di figure che appartenevano a degli organismi di difesa dello Stato, è sotto varia veste, ma è una selezione, c'è una vera e propria selezione di queste vittime che viene operata dunque a fini diciamo, controllo da parte dei servizi di sicurezza sovietici. Tra le vittime ci sono anche molti civili, ci sono molti civili che vengono soprattutto catturati nelle zone di confine, che ormai l'esercito sovietico ha varcato, quindi è entrato nella parte orientale della Polonia. E peraltro l'ultima cosa che vorrei aggiungere rispetto a questa presa di possesso di una popolazione, sia militare che civile, è anche il coinvolgimento spesso delle famiglie di queste persone, vale a dire che soprattutto le famiglie di vittime che erano residenti nelle zone orientali della Polonia, circa 22.000, 25.000 famiglie, quindi circa 60.000 persone, saranno invece deportate sempre nell'aprile del 1940, quindi c'è un trasferimento anche di familiari in zone orientali dell'Unione Sovietica, soprattutto verso il Kazakistan, sulla base di anche ancora una volta, di una risoluzione dei vertici del Comitato Centrale del Partito Comunista. Quindi questi prigionieri di guerra dunque vengono catturati nel settembre 1939 e poi, come ho detto, giustiziati nella primavera del 1940, ovviamente contro le convenzioni internazionali. Quindi ci sono delle convenzioni internazionali che prevedono il modo in cui si devono trattare i prigionieri di guerra. Prima vengono destinati a dei campi di internamento e soprattutto c'è una selezione, e insisto molto su questo aspetto, c'è una vera e propria selezione, vale a dire che gli ufficiali vengono separati dai soldati semplici, quindi c'è anche un intento di privare l'esercito polacco e la società polacca dei suoi vertici. In questo caso sono dei vertici militari. Molto spesso molti studiosi parlano di una vera e propria decisione di decimare i ceti più elevati della popolazione polacca, l'intelligenza, i ceti imprenditoriali, e in questo caso i vertici dell'esercito. E dunque diciamo, ci sono delle ragioni che presiedono a questa scelta, e dunque la decisione di sterminare questi ufficiali, gli ufficiali polacchi, è stata oggetto di varie ipotesi per decenni, e ancora insomma si discute intorno a quelle che sono le ragioni di questa scelta. Parlo di ipotesi per quale ragione? Perché non sono noti dei documenti che spieghino in modo preciso quali sono le ragioni di questa scelta. Quindi non disponiamo di questi documenti, come spesso avviene di fronte a dei massacri collettivi. E quindi sono state fatte diverse ipotesi e ne propongo alcune. Prima di tutto vi furono, e vi sono ancora, insomma, una serie di speculazioni su una possibile vendetta personale di Stalin. Vale a dire che una vendetta di Stalin per quale ragione? Per la sconfitta che la Polonia aveva inflitto alla Russia sovietica nella guerra del 1920. È la spiegazione più improbabile. Vale a dire che ricorrere a delle spiegazioni che parlano di vendetta oppure di paranoia di Stalin ha sempre, a mio avviso, poco senso. Invece un'altra ipotesi molto coltivata da molti studiosi, sia polacchi che non polacchi, è quella di l'intento, il desiderio, come dicevo poco fa, di privare la Polonia, la nazione polacca, della sua leadership e quindi di indebolirla a partire dall'elite intellettuale e dalla elite militare. E questo per quale ragione? Per impedire da subito la rinascita dello Stato polacco. Lo Stato polacco di fronte all'invasione del settembre del 1939, 1° settembre del 1939, la Germania entra in Polonia, metà del mese è l'Unione Sovietica che entra in Polonia e c'è la vera e propria spartizione della Polonia. Quindi molti studiosi si sono soprattutto soffermati su questa spiegazione, quindi cercare di impedire una rinascita, una resistenza da parte dello Stato polacco.
E inoltre alcuni studiosi hanno anche attirato l'attenzione sulle somiglianze tra il massacro di Katyn e come ho detto prima, il massacro di Katyn non è soltanto quello che avviene nella boscaglia di Katyn, diventa una denominazione collettiva per la decimazione di questa elite militare. Alcuni studiosi hanno richiamato una analogia fra delle campagne di esecuzioni e di sterminio condotte anche dalla Germania nazionalsocialista contro l'intelligenza polacca, che sono più o meno coeve. Quindi vale a dire che ci sono degli interventi, dei massacri collettivi che vanno un po' nella stessa direzione, l'operazione Tannenberg, insomma ce ne sono diverse di operazioni di sterminio che mirano soprattutto a decimare questi vertici della società polacca. Un'altra opinione è che per Stalin e la dirigenza sovietica l'assassinio degli ufficiali polacchi fosse una sorta di proseguimento del terrore cosiddetto terrore rosso, oppure il grande terrore, quelle forme di violenza che dagli anni 20, già dal periodo della guerra civile, dopo la rivoluzione d'ottobre del 1917, ma soprattutto durante gli anni 30, con l'avvio del vero e proprio terrore, hanno un carattere spesso, questa è una tesi sostenuta da molti ricercatori, hanno un carattere di classe. Che cosa significa? Il terrore viene rivolto, per esempio, contro i contadini, quindi c'è una scelta, i cosiddetti contadini ricchi, oppure, questa è anche una tesi di Viktor Saslavsky, lo studioso che prima ho ricordato, quella di una vera e propria pulizia di classe. Quindi c'è una volontà di colpire dei ceti che non vengono considerati dei ceti, diciamo, amici dell'ideologia sovietica. E comunque per molti studiosi questo è un po' alla base, non è l'unica motivazione, ma è una motivazione di classe che può avere avuto una certa influenza. E dunque persino alcuni storici russi che hanno lavorato su queste tematiche, ad esempio, hanno definito il massacro di Katyn, utilizzo le parole di uno studioso russo, una sorta di sanificazione di classe. È stato usato questo termine un po' forte, no? Una sorta di sanificazione di classe di tipo preventivo per la costruzione del socialismo, quindi eliminare ceti borghesi, ceti non proletari, dei ceti nemici, considerati nemici. E dunque anche questa è una motivazione. Quali che siano le motivazioni, e quello su cui però vorrei insistere, dovendo parlare per l'appunto di un segreto di Stato e anche di una negazione delle responsabilità di questi massacri, il problema è che dal momento degli eccidi, che avvengono dunque a partire dalla primavera dal marzo-aprile del 1940, per 50 anni, quindi dal 1940 al 1990, le autorità sovietiche, l'Unione Sovietica deflagra, scompare nel 1991, quindi fino al 1990 le autorità sovietiche hanno costantemente e con grande fermezza negato ogni responsabilità del massacro, sostenendo che cosa? Che gli artefici di questo massacro erano stati i tedeschi. Quindi i tedeschi, anche perché i tedeschi, soprattutto a partire dal 1941, entreranno in queste stesse zone, le occuperanno e attraverso anche una occupazione molto violenta e molto cruenta. Poi, ho detto, dal 1940 al 1990, quando proprio nel 1990, il 13 aprile del 1990, è una data un po' simbolica, perché è una delle date del massacro, viene ammesso ufficialmente per la prima volta che si era trattato, cito le parole di un documento ufficiale da parte del governo del tempo, e si era trattato di uno dei più gravi crimini dello stalinismo. Quindi c'è un riconoscimento formale, e formale questo riconoscimento della responsabilità sovietica e di Stalin in primo luogo di fronte a questo eccidio collettivo. Poi, ultimo aspetto, e ritornerò poi sulle quelle che sono le tappe della negazione, l'ultimo aspetto, nel 1998, nella parte di foresta di Katyn in cui ebbero luogo le esecuzioni e le tumulazioni, è stato allestito un complesso memoriale.
Quindi c'è stato anche un riconoscimento, diciamo, di carattere visivo, commemorativo, soprattutto commemorativo, e ritornerò su questo aspetto anche più avanti. Allora, che cosa rappresenta per me Katin? Insomma, ci sto lavorando, quindi è la prima volta che ne parlo pubblicamente, e quindi è una ricerca che ho avviato diciamo, con grande precauzione, ho avuto grandi esitazioni perché è un tema molto complesso. Allora, io mi propongo di studiare questo caso, e ve lo propongo a voi questa sera, come un caso, una sorta di modello delle pratiche di occultamento. Perché un occultamento è anche una negazione. Occultamento e negazione sono due termini un po' diversi e non sempre coincidono, ma è una forma di occultamento, è un segreto di Stato, prima di tutto. Quindi occorrerà arrivare a un certo punto prima che si trovino le fosse comuni. Quindi c'è un segreto di Stato e quindi è una forma di occultamento che diventa progressivamente una vera e propria negazione, con un fenomeno di vero e proprio negazionismo che potrebbe essere, perlomeno per me, un modello per ciò che avviene in Unione Sovietica, perlomeno. Ed è una forma di occultamento e negazione che io considero molto raffinato. Vale a dire che c'è un vero e proprio Stato, c'è uno Stato che, diciamo, che organizza la negazione. Quindi non è una negazione, un negazionismo che avviene in ambienti ristretti, marginali di una società. È un modello che viene portato avanti da uno Stato. E questo modello può essere costruito, perché viene costruito, in primo luogo ciò viene facilitato da che cosa? Dal segreto di Stato che circonda le esecuzioni dei prigionieri. Quindi ci sono dei prigionieri che vengono uccisi senza, prima di tutto non c'è una procedura giuridica, non c'è una sentenza, e poi tutto ciò viene in segreto, quindi non sono delle esecuzioni che non vengono rese note. Le famiglie perdono del tutto i contatti con i prigionieri e quindi non vengono avvisate, non sanno nulla di cosa è accaduto ai loro familiari. La corrispondenza smette di essere trasmessa, quindi non ricevono più lettere o messaggi da parte dei familiari. Prima invece questi messaggi arrivavano. La posta in uscita viene restituita. I tentativi di ottenere delle informazioni sulla sorte e il luogo in cui si trovavano gli internati rimangono senza risposta. Sono tutte pratiche già molto sperimentate in Unione Sovietica, perché il terrore degli anni 30 funziona in questo modo. Vuol dire che le famiglie non sanno dove sono, qual è stato il destino, qual è stato diciamo, dove si trovano i propri familiari e quale ne è il destino. Molto spesso le persone arrestate e giustiziate negli anni 30, i familiari sapranno qualcosa dopo il 56, a partire dal 53-55 e soprattutto dopo il 56, a distanza dunque di decenni. Quindi c'è già una sperimentazione molto avviata sulla come funziona il segreto e allo stesso tempo però iniziano naturalmente a circolare delle voci le più disparate, vale a dire che si inizia a parlare di prigionieri polacchi deportati nei campi della Russia settentrionale soprattutto, nella terra, ad esempio nella terra di Francesco Giuseppe. Che cos'è la terra di Francesco Giuseppe? È un arcipelago nell'estremo nord della Russia, nella cosiddetta Nuova Terra, ancora un altro arcipelago del mare glaciale artico. Quindi si pensa soprattutto a persone che sono scomparse verso il nord, verso il settentrione, nelle terre dell'Artico. E anche quando nel corso degli anni, dopo l'invasione da parte della Germania dell'Unione Sovietica nel giugno del 1941, si ricompongono con grande fatica le relazioni sovietico-polacche, che prima erano state interrotte ovviamente dall'invasione della Polonia, di metà della Polonia da parte dell'Unione Sovietica, anche dopo, quando queste relazioni iniziano ad essere un po' ricostituite, c'è un governo polacco in esilio a Londra, quindi ci sono dei contatti fra la diplomazia sovietica e il governo in esilio a Londra, anche quando queste si tenta, vengono riavviate delle relazioni fra i due paesi, un governo in esilio e il governo sovietico, di fronte alle richieste da parte delle esponenti del governo in esilio a Londra di informazioni sui prigionieri polacchi internati in Unione Sovietica, le autorità sovietiche si rifiutano sempre di dare spiegazioni, quindi non danno alcuna spiegazione rispetto a quello che è stato il destino,
diciamo, dove si trovano queste migliaia e decine di migliaia di cittadini polacchi. Quindi non si incoraggia in nessun modo l'informazione. E poi a partire dall'autunno del 1941, fino alla, quindi quando l'Unione Sovietica viene invasa dalla Germania, fino al primo rinvenimento delle fosse comuni, il silenzio è totale. Come vengono scoperte le fosse comuni? E qui ci sono alcune delle complicazioni a cui facevo riferimento all'inizio, no? Perché è un processo di negazione davvero molto articolato. Allora, il massacro nella foresta di Katyn è stato per lungo tempo uno degli episodi più oscuri della seconda guerra mondiale. Ce ne sono molti altri, naturalmente. Io, ad esempio, ho studiato il caso di Babi Yar, l'eccidio degli ebrei di Kiev. A Babi Yar, lo accenno così per dare un'idea di che cosa significa il segreto in una guerra estrema, come è stata la seconda guerra mondiale. A Babi Yar, nel settembre del 1941, l'esercito tedesco, che appena da una decina di giorni, da circa 2 settimane, ha occupato la capitale dell'Ucraina, Kiev, nell'arco di meno di 48 ore uccide 33.371 ebrei che vengono concentrati e uccisi a colpi d'arma da fuoco. Quindi questo è il più grande eccidio collettivo dell'epoca del periodo della seconda guerra mondiale. Quindi ci sono molti episodi di questo genere che sono avvolti per un certo periodo di tempo da segreto, prima che le informazioni sull'eccidio degli ebrei di Kiev e più in generale degli ebrei nell'Europa orientale arrivino in Occidente, ci vorrà un po' di tempo, ci vorrà la resistenza polacca per far arrivare le informazioni. E dunque, ritorno a quanto dicevo, il caso di Katyn è uno degli episodi più oscuri della seconda guerra mondiale, questo per decenni. E oggi, a distanza di 85 anni, sono passati ormai 85 anni da quelle fucilazioni, la verità su Katyn può essere definita al tempo stesso accertata e negata. E questa è la contraddizione. Vale dire che i fatti sono stati accertati, ci sono stati grandi studi, grandi inchieste, anche inchieste di carattere militare. C'è stato il Tribunale di Norimberga che ne ha discusso e al tempo stesso però continua una importante negazione da parte delle autorità russe odierne. Allora, la scoperta delle fosse comuni, cerco di andare un po' seguendo un ordine anche cronologico per essere molto chiara e spero di non annoiarvi, insomma, con queste anche informazioni. La scoperta delle fosse comuni nel bosco di Katyn avviene dopo l'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania, perché è l'esercito tedesco che le trova. Quindi l'esercito tedesco che le trova, l'Unione Sovietica viene invasa il 22 giugno del 1941 e poco tempo dopo si inizia già a parlare della possibilità che ci siano state delle uccisioni collettive da parte dei sovietici di prigionieri polacchi. Quindi ci sono delle voci di esecuzioni che circolano, ci sono anche singoli rinvenimenti di sepolture, alcuni singoli rinvenimenti. Ma nell'immediato, quindi nel 1941, questi singoli rinvenimenti vengono registrati dall'esercito di occupazione tedesco in territorio sovietico, quindi alcuni rapporti ne parlano, sono rapporti di comandanti tedeschi, ma senza che questo susciti particolare attenzione. Non è questo al centro delle preoccupazioni dell'esercito di occupazione, ha delle preoccupazioni, diciamo, degli interessi di carattere soprattutto militare. Poi la polizia tedesca e l'esercito tedesco inizia a scavare a Katyn, questo avviene a partire dal febbraio del 1943. Nel 1943. E dunque si inizia a scavare nella foresta di Katyn, si iniziano a raccogliere testimonianze da parte dei residenti locali. Ci sono dei russi che abitano in quelle zone e che qualcosa sanno, hanno sentito, hanno saputo. E poi viene avviata una esumazione di massa, quindi apertura di fosse comuni, a partire dal marzo di quello stesso anno, del 1943. Poco dopo, a distanza di circa un mese, la radio tedesca trasmette un messaggio che annuncia la scoperta, quindi si rompe il segreto, che annuncia la scoperta di una fossa comune di 10.000 ufficiali, si parla di circa 10.000 ufficiali,
giustiziati dai servizi segreti sovietici nei pressi di Smolensk. Quindi Katyn è un borgo, insomma un villaggio vicino a questa importante città russa. Ed è una comunicazione, quindi viene annunciato in modo ufficiale attraverso la radio tedesca. E quindi è una informazione che si diffonde a livello internazionale. È una comunicazione che dà inizio a una vera e propria campagna di propaganda tedesca. Quindi è il Ministero della Propaganda, diretto da Goebbels, che utilizza questo rinvenimento, perché si scava nella foresta e quindi le fosse vengono aperte, le fosse comuni, che utilizza questa scoperta, questi rinvenimenti per avviare una vera e propria campagna di propaganda. Dunque, che cosa significa avviare una campagna di propaganda? Significa naturalmente darne informazione attraverso la stampa, attraverso la radio, significa anche organizzare delle visite a Katyn. Quindi a Katyn vengono portati gruppi di cittadini polacchi, vengono condotti giornalisti a livello internazionale di vari paesi, vengono condotti prigionieri di guerra alleati proprio per mostrare che cosa hanno fatto i sovietici, che in quel momento sono ormai dei nemici, sono alleati fanno parte dell'alleanza contro la Germania nazionalsocialista. Quindi è una propaganda che si sviluppa con grande forza, che peraltro, questo è abbastanza curioso, ha persino dei risvolti antisemiti, quindi non si disdegna neanche la possibilità di utilizzare l'antisemitismo per parlare di questi rinvenimenti. Vale a dire che da subito si sottolinea, ad esempio, una presunta partecipazione di ebrei alle fucilazioni, quindi sono gli ebrei comunisti che hanno partecipato alle fucilazioni. E quindi si sostiene che i polacchi sono stati uccisi, ad esempio questo lo prendo proprio da un articolo di stampa, da funzionari di spicco della sezione di Minsk dei servizi di sicurezza sovietici che sono ebrei. Quindi c'è questa associazione molto frequente nella propaganda nazionalsocialista dell'epoca fra l'ebreo e il comunista, quello che è stato chiamato il fenomeno del giudeo-bolscevismo. Quindi tutti gli ebrei sono comunisti, tutti i comunisti sono ebrei, è uno dei massimi motivi dell'antisemitismo politico del Novecento. E dunque si danno anche dei nominativi, si indica che sono Jeff Rybak, Avram Barisavic, Chaim Finberg e altri ancora che sono i responsabili di questo eccidio. Sono nomi che sono stati prelevati in modo del tutto arbitrario dagli archivi della polizia segreta, ovviamente non sono responsabili accertati di questa decimazione. Ma quello che soprattutto conta, quindi ci sono anche risvolti antisemiti, quello che soprattutto conta è l'intento esplicito della propaganda nazionalsocialista di fronte a un nuovo nemico, perché l'Unione Sovietica non è più un alleato, è un nemico, di creare attraverso l'affare Katyn una spaccatura nel fronte nemico, nel fronte alleato, quindi di mettere in crisi l'alleanza fra Unione Sovietica, Gran Bretagna, gli Stati Uniti ancora non sono entrati in guerra, ma lo entreranno ben presto, Francia e altri alleati. Mosca come risponde? Come risponde la dirigenza sovietica? Risponde accusando la Germania di vili e calunniose invenzioni, sostiene al contrario che la strage è stata commessa dai tedeschi. Quindi sono i tedeschi, è l'esercito tedesco che è responsabile di questa strage, perché ormai le fosse comuni sono state trovate, i corpi vengono riesumati e quindi occorre dare una spiegazione e attribuire delle responsabilità rispetto a questi eccidi. Quindi adesso non posso approfondire insomma la questione, mi limito soltanto ad osservare che le affermazioni del governo sovietico incontrano scetticismo da subito, quindi non vengono credute a livello internazionale e ad esempio persino le memorie di Churchill ne parlano del fatto che Churchill scrive nelle sue memorie che sembrava del tutto improbabile che nella confusione che era seguita dalla ritirata russa di fronte all'avanzata dell'esercito tedesco a partire dal giugno del 1941 fosse stato possibile che i polacchi fossero rimasti fermi, non avessero tentato la fuga e che di conseguenza non ci fosse stato nessun superstite, perché questi ufficiali scompaiono in modo davvero di massa, sono quelli che vengono arrestati, vengono tutti
e decimati, uccisi. Dunque non si riesce a trovare una spiegazione per la scomparsa definitiva di migliaia di individui. Dunque questa versione quindi nonostante gli sforzi, i primi sforzi dell'Unione Sovietica di negare questa responsabilità, questo coinvolgimento nelle esecuzioni, però la versione dell'esecuzione dei prigionieri di guerra, di questi prigionieri, ufficiali prigionieri polacchi da parte dei servizi di sicurezza russi viene diciamo di norma accettata un po' immediatamente, un po' ovunque, compreso in Polonia. Quindi anche la società polacca ritiene che la responsabilità sia da parte dei sovietici. E dunque vorrei provare a fare una piccola citazione, perché ci sono tante testimonianze su queste diciamo, voci che circolano, queste informazioni del tutto parziali, non ci sono prove sulle responsabilità, quindi si parla di responsabilità, ma non ci sono prove concrete. E fra le tante testimonianze vorrei citare alcune parole di una figura importante del periodo bellico, un militare diplomatico polacco che si chiama Jan Karski, che è un diplomatico in esilio, che contribuirà molto durante la guerra a svelare la realtà dei campi di sterminio, e il quale, diciamo, in questo periodo era a Londra, riteneva che gli alleati, fa un'osservazione per me molto interessante, no? Perché diciamo, la responsabilità sovietica mette in crisi gli alleati. I tedeschi cercano di metterli in crisi, ma effettivamente entrano in crisi per questa ragione. E quindi Karski riteneva che gli alleati cercassero contemporaneamente di mettere a tacere la questione Katyn, perché sconfessava il ruolo, la presenza nell'alleanza dell'Unione Sovietica, e bisognava al tempo stesso cercare di convincere i polacchi in esilio a non parlarne e quindi a non mettere in difficoltà Stalin. Quindi nelle sue memorie Karski scrive queste parole per me molto rivelatrici. A quel tempo, quindi si trovava a Londra, a quel tempo incontravo quotidianamente le persone più influenti in Inghilterra e tutti erano interessati a ciò che stava accadendo in Polonia. Ogni inglese che incontrava diceva: sai Karski, forse questa volta i tedeschi stanno dicendo la verità. Forse questa è davvero opera dei russi, quindi l'eccidio di Katyn. E subito dopo ognuno di loro dichiarava ufficialmente: solo voi polacchi potevate essere così idioti da infastidire Stalin. Dopotutto allora non c'era un secondo fronte, quindi non era il fronte era il fronte orientale, quindi bisognava diciamo, avere dei buoni rapporti con Stalin, perché era un punto di difesa del fronte orientale. L'Armata Rossa, gli dicevano queste persone che incontrava, è il salvatore dell'umanità, e tu osi criticare Stalin. Solo la feccia polacca poteva fare una cosa del genere. Quindi vedete com'è ambiguo le relazioni che si possono instaurare all'interno di un conflitto complesso, importante come quello, come la seconda guerra mondiale. Poi ci sono delle nuove fasi, vale a dire che nell'arco di brevissimo tempo si costituiscono delle commissioni d'inchiesta. Quindi il caso Katyn è il caso di diciamo, di un eccidio che vede da subito operare diverse commissioni d'inchiesta. La prima è una commissione polacca. Per ragioni di propaganda i tedeschi che occupano la Polonia è occupata dai tedeschi, dobbiamo ricordarlo, cercano di coinvolgere il più possibile nella questione Katyn la comunità internazionale, quindi cercano di fare propaganda antisovietica e lo fanno chiedendo l'intervento della Croce Rossa. Quindi invitano la Croce Rossa a recarsi sul luogo, quindi a recarsi nel bosco di Katyn, a visionare la situazione, e lo fanno cercando in primo luogo di rivolgersi alla Croce Rossa polacca. E dunque che una commissione della Croce Rossa polacca, quindi diciamo, un organismo che viene considerato un organismo sopra le parti, è un organismo indipendente, che avrà la possibilità di lavorare a Katyn per circa
2 mesi, fra la metà di aprile e la metà di giugno del 1943, siamo sempre nel 1943, con l'obiettivo prima di tutto di fare cosa? Di identificare le vittime. Le vittime sono state riesumate, ma occorre identificarle naturalmente. E poi di raccogliere dei documenti utili a fissare una datazione del massacro, perché ancora non si sa quando il massacro è avvenuto, in quale anno, in quale mese. E dunque qual è la documentazione che verrà rinvenuta nelle fosse comuni? Sono lettere, sono cartoline, sono ritagli di giornale, sono diari, e che vengono trovati a Katyn e che tutti quanti recano delle datazioni che non sono, diciamo, successive al maggio del 1940. Quindi 6 maggio del 1940 è l'ultima datazione di questa documentazione. E quindi questo che cosa significa? Che i cittadini polacchi, i prigionieri polacchi, sono stati uccisi prima del 6 maggio del 1940. Quindi non possono essere stati uccisi dai tedeschi. I tedeschi sono arrivati in quella zona nel settembre del 1941, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica. E dunque le conclusioni di questa commissione polacca della Croce Rossa coincide dunque con quelle, con le posizioni dei tedeschi. I polacchi sono stati uccisi nell'aprile-maggio del 1940, la loro stragrande maggioranza. Poi successivamente ci sarà una seconda commissione internazionale, ancora una volta legata alla Croce Rossa, che però diciamo, viene istituita, rimarrà circa un mese, sempre nell'aprile del 1943, quindi c'è un'altra commissione che opera contemporaneamente a quella polacca. Da che cosa è composta questa commissione? Che viene sollecitata dai tedeschi, dalle autorità di occupazione tedesca, è composta da medici forensi. Quindi sono medici che provengono da una molteplicità di paesi, o paesi alleati della Germania o paesi occupati dalla Germania. Quindi sono medici che provengono dal Belgio, dall'Olanda, dalla Bulgaria, dalla Danimarca, insomma sono tutti paesi europei, persino dall'Italia. Parteciperà a questa commissione un medico italiano molto noto, Vincenzo Mario Palmieri, che scriverà un resoconto, un rapporto molto, molto famoso. E questa commissione dunque fa una ulteriore indagine, quindi sono dei professionisti, sono dei medici forensi, che dunque fanno un'inchiesta sui corpi e devono verificare la presenza delle tumulazioni, non soltanto questo, ma devono anche esaminare i corpi, esaminare le tumulazioni. E dunque è un periodo di lavoro che i tedeschi forniscono a questi medici, a questa commissione internazionale legata sempre alla Croce Rossa, forniscono tutti gli aiuti possibili, vale a dire che le condizioni di lavoro necessarie, assegnano loro un personale per assisterli, danno libertà di azione. Anche questo è un po' anomalo, siamo durante una guerra, siamo durante un conflitto, quindi possibilità di movimento libero sul sito e dunque possono realizzare delle vere e proprie esumazioni, diciamo, scientificamente controllate. E i risultati di questa attività di ricerca condotta da questa commissione vengono pubblicati nel settembre del 1943. Quindi non c'è più il segreto. Ancora una volta sono dei risultati che vengono immediatamente diffusi e questa commissione giunge alla conclusione che le esecuzioni sono state effettuate nel marzo-aprile del 1940 dai sovietici, quindi dal personale dei servizi della polizia politica, dei servizi di sicurezza sovietici. Poi inizia poi la fase della vera e propria falsificazione. Quindi questi sono tutti accertamenti più e meno scientificamente controllati da organismi anche in massima parte, non del tutto, ma autonomi, in massima parte autonomi. Poi l'Unione Sovietica nega in modo categorico qualsiasi coinvolgimento ed è proprio dunque a partire da questi mesi, maggio, giugno del 1943, che inizia una fase, un periodo di falsificazione e occultamento che gli storici hanno chiamato la menzogna di Katyn. È stato utilizzato questo termine, no? Che è molto, diciamo, è molto esplicativo. Che cosa significa? Le prime diciamo, azioni che costituiscono questo vero e proprio sistema della menzogna, della falsificazione e della
negazione. E io lo considero un vero e proprio sistema molto articolato, all'inizio dicevo anche piuttosto sofisticato. Allora, le prime azioni si hanno quando, dopo l'annuncio di Radio Berlino, dicevo prima che Radio Berlino dà notizia ufficiale di questi rinvenimenti e quindi da subito ci sono delle controinformazioni, no? Che provengono da Radio Mosca. Quindi ci sono dei comunicati che accusano i tedeschi del crimine, perché è un crimine di guerra, e che affermano che i prigionieri di guerra polacchi fino al 1941, quindi fino al momento dell'invasione dell'Unione Sovietica da parte della Germania, avevano continuato a lavorare come prigionieri di guerra. Quindi qual è il lavoro dei prigionieri di guerra? Ad esempio quello di fare dei lavori di costruzione oppure di riparare strade. Quindi erano però a un certo punto caduti nelle mani delle truppe tedesche nell'estate del 1941, si dice in queste notizie diffuse dalla stampa e dagli organismi di informazione sovietici, e poi si inizia dunque a pubblicare, si fa una contropropaganda. Dopo la liberazione, la regione in cui si trova il bosco di Katyn, che è la regione di Smolensk, dunque era stata occupata dai tedeschi, e questa regione però viene liberata dai sovietici nel settembre del 1943, quindi rimane in mano dei tedeschi per circa 2 anni. Poi le truppe dell'Armata Rossa iniziano il processo di avanzamento verso ovest, verso Berlino. Quindi dopo Stalingrado inizia una nuova fase della guerra e quindi i sovietici iniziano a liberare dei territori che erano stati occupati dai tedeschi. E dunque che cosa avviene a questo punto? Che vengono avviate nuove indagini e vengono create nuove commissioni, questa volta da parte dei sovietici. In particolare i sovietici creano 2 nuove commissioni. La prima è una commissione speciale dei servizi di sicurezza, quindi sempre dell'NKVD, che viene istituita nell'ottobre del 1943. Viene costituita, dunque c'è un personale strettamente legato ai servizi di sicurezza e all'esercito che partecipa a questa commissione. È una commissione che è attiva per circa 4 mesi, fino all'inizio del 1944, e che fa un lavoro molto speciale, nel senso che conduce una sorta di indagine preliminare. Che cosa significa indagine preliminare? E lo fa a Katyn, sempre nel bosco di Katyn. Si preoccupa di preparare le carte, il terreno e le carte per una successiva commissione ufficiale, per una successiva indagine ufficiale. Occorre molto intendersi sul termine preparare. Che cosa significa dei preliminari, dei preparativi? Secondo alcune fonti, delle fonti sicure, insomma, molto affidabili, queste attività si limitano ad una inchiesta molto rapida e molto superficiale sulle fosse comuni. Ne viene diciamo, studiata sostanzialmente soltanto una e neanche in modo completo, ma si iniziano a preparare dei documenti falsi. Quindi si inizia la vera e propria falsificazione, falsificazione di documenti e falsificazioni di testimoni. Quindi vengono preparati dei testimoni che devono dichiarare il falso sulle responsabilità negli eccidi. E dunque viene prodotto un rapporto nel quale si sostiene, insomma, riassume in modo molto molto sintetico la tesi è che nell'estate del 1941, quindi quando la zona era già stata occupata dai tedeschi, non era stato possibile, non si era fatto in tempo a evacuare i campi di internamento dove c'erano dei prigionieri polacchi e dunque questi prigionieri erano pertanto stati catturati dai tedeschi, per qualche tempo erano stati utilizzati come manodopera schiava, insomma come manodopera per dei lavori pesanti e poi in seguito erano stati, però in tempi abbastanza rapidi, erano stati fucilati dai tedeschi. In sostanza, che cosa fa questa commissione? Stabilisce una versione degli eventi propria, una versione sovietica degli eventi, e fornisce, prepara quel sistema di prove, tra virgolette, in particolar modo testimonianze oculari, su cui si baserà in seguito non solo si baseranno le dichiarazioni e i rapporti
forniti dalla commissione successiva, dalla commissione ufficiale, ma si baserà la versione sovietica della questione Katyn, che durerà per decenni, quindi che sarà stabile, quindi è un vero e proprio sistema della falsificazione che inizia ad essere preparato già nel 1943, quindi subito, e che poi durerà per diversi decenni. La commissione successiva viene istituita poco dopo, diciamo, viene posta anch'essa sotto la guida dei servizi di sicurezza. Il capo di questa commissione è un chirurgo, quindi anche le commissioni sovietiche si avvalgono di personale forense per fare indagini sulle fosse comuni e dunque è una commissione molto diciamo importante, vi partecipano anche personalità pubbliche, scrittori, prelati ortodossi, diciamo, esponenti dei dipartimenti della sanità, del Ministero dell'Istruzione, quindi figure pubbliche molto importanti anche per dare legittimità a questo lavoro, ma viene sempre guidata e diciamo, il comando di questa commissione è sempre affidato ai servizi di sicurezza. E dunque queste inchieste, che continuano per circa 2 anni, portano ad affermare che le esecuzioni, a stabilire in modo fermo che le esecuzioni dei polacchi sono state effettuate nel 1941, quindi a distanza di un anno dalla realtà delle cose, e che sono state dunque una responsabilità delle forze di occupazione tedesca. Questa versione è quella che avrà vita, insomma avrà durata fino al 1990, perché come dicevo inizialmente è soltanto che nel 1990 verrà ufficialmente approvata dalle autorità sovietiche e successivamente russe, verrà riconosciuta la responsabilità dei sovietici nell'eccidio. Quindi è un sistema della manipolazione e della manomissione molto complesso, nel senso che si producono dei veri e propri documenti falsi, delle vere e proprie testimonianze false, alle quali si affiancano poi altre tipologie di intervento. Per questo che ho detto più volte che è un sistema sofisticato. Si fanno delle commemorazioni, delle cerimonie di lutto sui luoghi per dare forza alla versione dell'assassinio di ufficiali polacchi da parte dei tedeschi. E nel 1978, ad esempio, a Katyn viene creato un complesso commemorativo che presenta una iscrizione in polacco e in russo in cui si dice: alle vittime del fascismo, gli ufficiali polacchi fucilati dai nazisti nel 1941. Si distruggono tutta una serie di fascicoli personali delle vittime degli ufficiali polacchi, e poi ci sono anche delle prove di depistaggio e dei veri e propri esercizi di depistaggio. Un esempio molto interessante è il fatto, abbastanza curioso: nel 1969, all'epoca dunque di Brezhnev, il principale venne eretto un monumento ai caduti durante la guerra in Bielorussia, in un piccolo villaggio chiamato Hatin, non Katyn, Hatin. Si scrive quasi uguale, è soltanto la prima lettera che è diversa e la pronuncia è leggermente diversa. E quindi alcuni storici, soprattutto degli storici inglesi, diciamo, hanno sostenuto che questo villaggio, perché esiste questo villaggio Hatin, era stato scelto in modo deliberato proprio a scopo di disinformazione. Proprio per creare disinformazione, collegando degli eccidi che erano effettivamente stati commessi dai tedeschi in questo villaggio bielorusso, e quindi per collegarlo agli eccidi invece consumati contro i prigionieri polacchi. Quindi per creare disinformazione, confusione. E peraltro questo sistema della disinformazione e della manipolazione interesserà l'Unione Sovietica, ma anche tutti i paesi del blocco di Varsavia, dei paesi dell'Europa orientale, e questo fino al 1990. Io credo di aver parlato già molto. Vorrei dire un'ultima cosa, che è un po' diciamo, l'effetto di alcune recentissime ricerche, e quindi qualcosa di cui sappiamo ancora molto poco, che è la questione della possibile
collaborazione, cooperazione tra servizi di sicurezza sovietici e servizi di sicurezza tedeschi, quindi la Gestapo. Noi sappiamo molto poco intorno a questo, soltanto negli ultimi 10 anni si sono ritrovate delle carte importanti per diciamo, studiare la cooperazione che per poco tempo, tra il 39 e il 41, diciamo, si avvia fra i servizi di sicurezza di questi due paesi alleati, sempre come effetto del patto Molotov-Ribbentrop. E a dire la verità, il primo studioso che aveva segnalato questo aspetto in relazione proprio alla questione Katyn è proprio Viktor Saslavsky, perché noi conosciamo, insomma, gli studiosi conoscono e io stessa, insomma, si sono sempre molto soffermati sul protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop che permette la divisione della Polonia, la spartizione della Polonia. Però ci sono altri protocolli segreti, no? Che vengono allegati a dei trattati siglati fra Unione Sovietica e Germania durante, diciamo, nel 1939. In particolar modo, il 28 settembre del 1939 fu siglato un trattato, un cosiddetto trattato di confine e amicizia tra la Germania e l'Unione Sovietica, un trattato, diciamo, che crea delle forme di cooperazione particolari, quindi vengono fissati dei confini e si stipula un trattato di amicizia. Anche questo trattato aveva un protocollo segreto, che quindi non viene reso pubblico. E in questo protocollo segreto i due alleati, Germania e Unione Sovietica, si impegnavano, attenzione, a combattere insieme, congiuntamente, tutte le forme di resistenza polacca all'occupazione. E in particolare questo protocollo segreto prevedeva quanto segue, lo cito: entrambe le parti non tollereranno alcuna propaganda polacca sui propri territori che riguardi i territori dell'altra parte. Quindi è un trattato di cooperazione, quindi non si può ammettere propaganda polacca contro l'Unione Sovietica in territorio tedesco e viceversa. Esse sopprimeranno qualsiasi incipiente propaganda polacca sui propri territori e si informeranno reciprocamente sulle misure appropriate a questo fine, per combattere questa propaganda. In sostanza, che cosa avviene dopo? E su questo ancora sappiamo molto poco, che si tengono delle conferenze. Si tengono delle conferenze che vedono la partecipazione di esponenti dei sistemi di sicurezza tedeschi e sovietici. E questo avviene in Polonia, a Zakopane, Cracovia e in Ucraina, che a dire la verità Leopoli è ancora Polonia in quel periodo. Insomma, avvengono in territorio polacco. Quindi ci sono degli incontri e questi incontri potrebbero, non lo sappiamo ancora con grande precisione, potrebbero aver riguardato anche dei metodi di deportazione dei ceti superiori, insomma, dell'intelligenza polacca e anche diciamo, dei metodi di deportazione o di eliminazione della popolazione polacca e azioni simili. Alcuni studiosi ritengono, e lo hanno fatto anche con una documentazione, insomma, suffragandolo con una documentazione che è stata letta in questa chiave, ritengono che il destino degli ufficiali prigionieri sia stato deciso in una di queste conferenze a Cracovia. Non lo sapremo mai con precisione, però vedete come talvolta, accertati alcuni fatti, c'è la possibilità di rileggere una documentazione e gettare una nuova luce su questa documentazione. Allo stato attuale possiamo dire che la cooperazione, questa cooperazione molto particolare fra sistemi di sicurezza, questo che è importante, che cosa prevedeva? Questo la documentazione ce lo ha svelato, insomma, scambio di informazioni fra Unione Sovietica e Germania nazionalsocialista su che cosa? Sulla resistenza polacca. E quindi scambiavano informazioni sulle azioni di resistenza da parte della Polonia, la eliminazione di alcuni ceti, di alcune elite dirigenti, e poi anche delle azioni volte alla denazionalizzazione. Che cosa significa? Cercare di privare la società polacca che è occupata, non esiste più una Polonia indipendente, metà del paese è occupato dalla Germania e metà dall'Unione Sovietica, fra il 39 e il 40 e metà del 41. E dunque denazionalizzare significa che cosa? Privare la società polacca di una identità nazionale
e quindi incorporare, assimilare in modo forzato o forzoso come diciamo, parte di un ampio progetto di russificazione o germanizzazione che avrà degli aspetti molto, molto violenti. Poi infine di Katyn si parlerà a Norimberga e questo fu un grande smacco per l'Unione Sovietica perché a Norimberga è, come sapete tutti, insomma, è il Tribunale Penale Internazionale che si occupa diciamo di processare i massimi vertici del nazionalsocialismo e nell'atto di accusa di Norimberga si parla di Katyn. È l'Unione Sovietica che chiede che Katyn venga inserito nell'atto d'accusa. Per quale motivo l'Unione Sovietica fa questo? È un po' paradossale che voglia inserire nell'atto di accusa del processo di Norimberga una questione che potrebbe essere controproducente, visto che già si parla a livello internazionale, non soltanto diciamo, in un singolo paese, delle responsabilità sovietiche. Dunque c'era un articolo della Carta che che istituisce il Tribunale Penale di Norimberga che affermava che il Tribunale avrebbe accettato senza prove dei documenti ufficiali dei governi alleati e compresi degli atti e dei documenti per indagare su crimini di guerra. E quindi l'Unione Sovietica fa questo passo, è di inserire i crimini di guerra commesso a Katyn all'interno dell'atto d'accusa nella convinzione che non sarà necessario presentare delle prove a supporto della responsabilità dei tedeschi. Invece questo non avverrà, vale a dire che le procure degli altri paesi alleati imporranno la discussione di queste prove in 2 sedute che verranno dedicate a Katyn e dunque alla fine di queste 2 sedute si affermerà che l'Unione Sovietica non è stata in grado di produrre delle prove che testimonino la responsabilità tedesca e di fatto questo aiuterà la versione della responsabilità sovietica. Quindi è una grande sconfitta che l'Unione Sovietica subisce a Norimberga, mentre invece questo non avverrà col protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop, invece che diciamo, servirà all'Unione Sovietica proprio per negarne l'esistenza. Avrei voluto avere il tempo per parlare anche dell'epoca contemporanea, però io mi fermo e poi eventualmente se ci sono delle domande potrò dire che cosa se ne pensa oggi in Russia. Vi ringrazio. Grazie, professoressa Salomoni, per aver illustrato chiaramente le probabili cause del massacro di Katyn, i tentativi di occultamento di questo crimine, il suo sfruttamento da parte della propaganda tedesca antisovietica e i lavori delle varie commissioni che si sono occupati di questo massacro. Ora mi rivolgo al pubblico per chiedere se ci sono domande. Ecco. Proprio la dottoressa quello che ha detto per ultimo, cioè come, diciamo, come viene vista attualmente diciamo, dal governo russo. Penso che sia una idea che hanno, penso, molti dei presenti. Grazie. Allora, se volete rispondo subito. Avrei dovuto dirlo nel tempo che avevo a mia disposizione, ma diciamo, ho scelto, ho fatto una selezione. Allora, anche qui è molto articolato. 1990 c'è una missione, siamo ancora, 1990 siamo ancora nell'epoca di Gorbaciov. Nell'epoca di Gorbaciov, quindi Gorbaciov ha avviato a partire dalla metà degli anni Ottanta un periodo di riforme, quella che è stata chiamata la perestroica, di glasnost. Questi termini ormai non li usiamo più tanto, però sono stati molto, molto utilizzati a livello internazionale quando si creò questa nuova fase di transizione, no? E di democratizzazione del paese. La glasnost era una parola che significava trasparenza sostanzialmente. E quindi c'è un grande lavoro di recupero e di revisione del passato, parlando delle pagine più drammatiche e anche più oscure del passato. E dunque uno degli esiti di questo lavoro di democratizzazione viene meno la censura,
si può parlare del terrore staliniano, si può parlare dei crimini di guerra sovietici, si arriva anche a questo riconoscimento. È un riconoscimento che è l'effetto, questo è molto importante, anche del lavoro congiunto di una commissione di storici mista, una commissione sovietico-polacca, che nasce pochi anni prima, fra l'87 e l'88, e che riesce con qualche difficoltà ad avere accesso agli archivi molto importanti e quindi a lavorare su delle carte. E dunque gli accertamenti iniziano a essere fatti con del materiale importante, davvero importante. E dunque il governo sovietico del tempo arriva ad affermare questo. E questo sarà diciamo, favorirà che cosa? Favorirà in primo luogo la ricerca storica. Per tutti gli anni 90 ci sarà una grande ricerca storica, pubblicazione di documenti d'archivio, quindi anche diciamo in modo critico significa anche curati in modo scientifico. Poi le cose iniziano a cambiare a partire dagli anni 2000, a partire dagli anni 2000, lentamente, però cambiano. Il negazionismo, perché nel caso di Katyn siamo di fronte a un vero e proprio percorso di negazionismo. È un vero e proprio negazionismo che inizialmente è appannaggio di settori marginali della società sovietica, anzi russa, perché ormai l'Unione Sovietica è scomparsa nel 91, della società russa, della Federazione Russa. Quindi sono ambienti marginali, estremistici, molto spesso è un estremismo comunista e un estremismo anche nazionalistico. Quindi c'è la difesa dell'onore della nazione, c'è la difesa e anche l'investimento sul patriottismo nella nazione. E questo prosegue sostanzialmente fino più o meno al 2010. 2010, ad esempio nel 2010 ci sono delle dichiarazioni importanti a livello di vertice, ci sono delle dichiarazioni sia di Putin che di Medvedev, che per un breve periodo è stato presidente della Federazione Russa, prima del ritorno di Putin a capo della federazione, che dunque fanno anche delle dichiarazioni di carattere conciliatorio con la Polonia. Le relazioni russo-polacche, prima sovietico-polacche, ma poi russo-polacche hanno attraversato delle fasi di tensione molto importanti nel corso degli anni. E quindi c'è un periodo di riconciliazione. Ad esempio, il memoriale di Katyn inizia a presentare anche dei simboli polacchi, delle bandiere polacche, proprio per diciamo, fissare il fatto che lì ci sono delle vittime polacche del sistema staliniano. Poi l'involuzione inizia sostanzialmente in primo luogo in seguito alla... Non saprei ancora dire se c'è proprio una filiazione diretta, ma proprio in occasione del, non vorrei sbagliare, 70° anniversario dell'eccidio, quindi 2010, io con i numeri ho sempre qualche problema, 2010 c'è una delegazione polacca che si reca a Katyn in aereo e c'è un disastro aereo. Questo famoso disastro in cui muore anche il presidente della Repubblica, Kaczynski, uno dei due fratelli Kaczynski, la moglie, i vertici di diciamo, tutti gli alti comandi militari, alcuni ministri o viceministri, adesso non ricordo esattamente, decine di parlamentari, quindi le vittime sono 88 in questo disastro aereo che avviene a Smolensk, quindi c'è un disastro per delle cattive condizioni atmosferiche. Da qui inizia una fase di complottismo, diciamo, e anche di negazionismo. Quindi un po' per diciamo, reagire a coloro che ritengono che ci sia stato un complotto contro i vertici della politica polacca, ci sono anche delle reazioni che si innestano su questi settori marginali. E quindi inizia una fase diciamo, molto complessa, non è, diciamo, non è l'unica ragione, però inizia una fase di, adesso lo dico in questo modo, il cosiddetto illiberalismo russo nasce e si sviluppa più o meno nello stesso periodo di tempo. E questo illiberalismo, che poi si è tramutato in un nuovo
tipologia di sistema autoritario, che è quello odierno, si sviluppa molto spesso, diciamo, sussumendo delle posizioni e delle tesi che sono di ambienti marginali, di carattere nazionalistico. E questo avviene anche nel caso di Katyn. Quindi progressivamente quello che era appannaggio esclusivamente di settori marginali diventa sempre di più un discorso protetto dallo Stato. Ed è un grande investimento sulla idea della nazione e della nazione, della patria, che si avvale anche, si avvale anche della, diciamo, pone al centro la necessità di ripulire il paese da una colpa troppo grave, quella di essere stata responsabile di questo eccidio. E dunque è un periodo in cui non si sviluppa qualcosa che ha a che fare con quello che molti studiosi chiamano il neostalinismo, ma che in realtà è qualcosa di più della semplice rivalutazione della figura di Stalin. Si rivaluta quello che è stato il ruolo dell'Unione Sovietica durante il secondo conflitto mondiale. E rivalutare il ruolo dell'Unione Sovietica durante il secondo conflitto mondiale significa ripulirla da responsabilità come quelle di eccidi di carattere collettivo come quello perpetrato a Katyn. Quindi io direi che questa è un po' la ragione principale. Poi su tutto questo si innesta anche l'invasione dell'Ucraina. Vuol dire che l'estrema radicalizzazione del negazionismo sia a partire dal 2022. La Duma di Stato ha chiesto di ritirare, smentire quella dichiarazione del 1990 che aveva riconosciuto formalmente la responsabilità sovietica. Quindi è la Duma di Stato, ancora non è stato fatto, quindi sono tutti piccoli passi, ma la Duma di Stato, attraverso le parole di alcuni dei suoi massimi esponenti, ha chiesto di recedere rispetto a quella decisione. E poi insomma ci sono tutta una serie di altre diciamo, atti, piccoli atti talvolta, ma anche molto concreti. Ad esempio oggi, per fare un altro esempio molto semplice, oggi in Russia c'è un manuale unico di storia, ci sono dei manuali unici di storia, e in questi manuali unici di storia, ad esempio, si scrive che la responsabilità dell'eccidio di Katyn è dei tedeschi. Quindi si è tornati, cioè c'è una riscrittura che riguarda anche queste, diciamo, quelli che sono gli strumenti di carattere educativo per tutti i diversi gradi dell'istruzione, dalle scuole elementari fino all'università. E peraltro sono stati introdotti, insomma, nella legislazione russa odierna, già da 3 anni, dei nuovi reati di diffamazione della nazione, fra i quali può anche incorrere il fatto di dichiarare che l'eccidio di Katyn è opera dei sovietici. Quindi, prego. Sì. Gli altri componenti di tutto questo c'è il buddismo. Nessuno ha dibattuto nel paese? Sì. Allora, oggi non c'è libertà di espressione, quindi i reati di diffamazione della nazione sono dei reati di carattere penale. No, assolutamente ci sono delle reazioni, prima di tutto c'è una grande ricerca, mentre invece nel caso della Russia odierna la ricerca storica è stata sussunta dai settori militari. Questa è una cosa che io personalmente studio con molta attenzione, vale a dire che una parte importante della ricerca storica oggi è governata dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Difesa. Quindi sono stati creati dei nuovi istituti che diciamo, sovrintendono a quelle che sono le linee guida nel modo in cui si fa revisione della storia. Invece la ricerca all'estero è naturalmente libera, per questa ragione che ancora si stanno facendo delle ricerche molto importanti, come quelle a cui accennava, ad esempio il tentativo molto difficile e complicato di accertare queste cooperazioni tra servizi di sicurezza all'epoca, durante il conflitto. Poi volevo dire un'altra cosa, a proposito di questa cosa che lei diceva, in questo momento mi è sfuggito, però mi torna in mente. Sì, volevo chiedere una cosa. Gli ufficiali polacchi
che sono stati fatti prigionieri, no? Durante il primo anno di guerra, insomma. Hanno avuto la stessa repressione come fatta dai sovietici e anche la stessa società civile, oppure hanno collaborato con i tedeschi, anche perché i tedeschi avevano, cioè la Germania nazista aveva un obiettivo diverso, insomma, no? Erano degli ebrei più che altro. Ecco, volevo sapere, hanno collaborato con il governo germanico? In modo molto molto limitato. È come in tutte le forme di collaborazionismo ci sono dei collaborazionisti, ma in forma molto molto limitata. La Polonia è uno dei paesi che ha sicuramente subito in modo più pesante l'occupazione tedesca. L'occupazione tedesca, tant'è vero che in Polonia si parla della nazione durante il secondo conflitto mondiale come nazione martire. E questa è proprio una idea, insomma, di quello che è stato diciamo, di ciò che ha subito il paese durante l'occupazione. Quindi non è, diciamo, un tipo di repressione e di attacco come quello subito dagli ebrei, ma sicuramente diciamo, le forme di cooperazione sono davvero molto, molto limitate. Se era questa la domanda. Nel quale governava Gorbaciov, è dovuto al fatto che lui era molto attaccato ad Arabia, che è un armeno, e l'armeno che sotto tuttora del negazionismo lo aveva già convinto a trasformare l'industria pesante in industria leggera, e avrebbe continuato ancora se non fosse finito malamente. E quindi di conseguenza questo negazionismo lui cercava di portarlo di modo che anche l'Armenia riconoscesse e fosse riconosciuta come una che ha sofferto esattamente la stessa roba che ha successo a Katyn. Non pensa? Ma sì, può essere sicuramente un elemento da tenere presente, assolutamente. Allora, io trovo ancora molto difficile capire i silenzi di Gorbaciov. Perché sì, sì, è molto difficile ancora capirlo. Ad esempio, io personalmente li ho studiati molto in relazione al patto Molotov-Ribbentrop, ai protocolli segreti del patto Molotov-Ribbentrop, perché Gorbaciov alla fine si piega e dunque accetta di riconoscere che il governo riconosca l'esistenza e la veridicità dei protocolli segreti, soprattutto il protocollo di spartizione della Polonia, ma cerca di resistere fino alla fine. Quindi siamo in una fase di apertura, di trasparenza, però mantiene molta, diciamo, prende molte precauzioni e sarà il suo maggiore consigliere, perché il merito della cosiddetta trasparenza, della riforma in chiave democratica, io lo attribuisco soprattutto al suo maggiore consigliere, che è un diplomatico di lungo corso che si chiama Yakovlev, e che sarà davvero l'artefice e colui che governa i sistemi di comunicazione durante il periodo. Sì. Sì. Poi mi rendo perfettamente conto che la luce deve salvare la faccia, quindi continuiamo così. Probabilmente, diciamo, la figura di Gorbaciov è stata una figura importante, al tempo stesso era molto... Assolutamente, assolutamente. Allo stesso tempo forse è un iperrealismo, no? E quindi lo stesso Yakovlev nelle sue memorie, ha scritto delle memorie bellissime, scrive che non riesce a capirlo, che non riesce a capire come mai si persiste nel tentativo di bloccare il segreto di Stato. Quindi non è favorevole allo svelamento rispetto a alcuni segreti di Stato, compreso quello di Katyn. Quindi alla fine lo accetta, ma lo accetta un po' per forza, insomma, perché c'è un ceto, soprattutto un ceto diplomatico, quindi figure della dirigenza che hanno vissuto e studiato all'estero e che ritengono che l'apertura, la fine della società chiusa sia indispensabile per permettere una modernizzazione del paese. Il paese è ormai incancrenito, completamente incancrenito.
Sì, prima c'è questo signore, poi anche lei in fondo, sì. Sì, una domanda. Ho visto che il 17 settembre del 39 i tedeschi e i russi erano alleati, incredibilmente alleati, nella battaglia di Leopoli contro i polacchi. Quindi prima da cui sono arrivati poi i prigionieri. Cioè, questo ha agevolato, immagino, questo fatto tremendo. Secondo me c'era 3 anni prima, 2 anni prima, c'era un fatto che si può, la strage di Nanchino, impunita, dove i giapponesi si sono comportati esattamente, pur essendo adesso una democrazia, ancora ci sono delle zone grigie. Ecco, questa è la domanda. È una domanda che apre un universo, naturalmente. Allora, sicuramente, insomma, prime giornate, questo primo periodo del mese di settembre è un periodo molto, molto complicato. Insomma, l'Unione Sovietica ufficialmente entra in Polonia il 17 di settembre del 1939. Però prima ci sono tutta una serie di trattative, insomma si vede molto chiaramente, perlomeno riguardo alla documentazione che io conosco, si vedono le trattative fra i ministeri degli esteri per tutta una serie di operazioni, di collaborazioni, e peraltro la cosa che per me è stata sorprendente quando ho studiato queste carte è di vedere come i sovietici e i tedeschi si consigliassero reciprocamente su come fare, su come, in quale giorno i sovietici chiedevano ai tedeschi: aspettate, non possiamo entrare subito in Polonia, dobbiamo prima prepararci, dobbiamo prima essere sicuri di non fare un passo troppo affrettato. E i tedeschi che dicevano: no, entrate, entrate, abbiamo bisogno. Quindi sì, sono sono giornate molto molto concitate, ma assolutamente l'accordo c'è già, insomma, è già del 23 agosto. Ce l'hanno per la registrazione. È abbastanza chiaro che non sapi quello che accennava che prima del 41 c'era una grande interazione tra i servizi russi e tedeschi, parlava che l'esperienza di Napoleone, no? Sì. È possibile che il suicidio fosse avvenuto, diciamo, con il beneplácito perlomeno dei nazisti che abbiano detto: fate voi già più di conto vostro, per esempio? Questa è la domanda. Non lo sappiamo, non lo sappiamo assolutamente. Allo stato attuale non c'è nulla che possa comprovare questo, che possa indicare questa possibilità. Però sono peraltro, insomma, degli elementi che probabilmente non potremo mai accertare. Quindi allo stato attuale non c'è nulla che possa comprovarlo, però davvero non lo sappiamo. E sono sempre ipotesi, ecco questo. Costituita da 16 repubbliche. Come mai soltanto la Russia si identifica con l'ex Unione Sovietica? Oggi Sì. E le altre repubbliche cosa hanno da dire? Perché l'esercito era formato da tutti, anche nella polizia segreta. Cioè, ci sono altre testimonianze da parte delle altre repubbliche, delle ex repubbliche? Questa è una domanda, bella domanda. No, tutte erano belle domande, ma questa è una domanda a cui dico bella domanda nel senso che è molto difficile da rispondere. Allora, io di fronte a problematiche di questo tipo rispondo ricorrendo alla questione della difficoltà della transizione. La deflagrazione dell'Unione Sovietica nel 1991 quindi produce delle repubbliche sovrane, Questo processo di transizione è avvenuto nell'ex Unione Sovietica in modo davvero molto difficile rispetto alle transizioni degli altri paesi ex comunisti, dei paesi del patto di Varsavia, quindi paesi dell'Europa orientale. In tutti gli altri paesi c'è stata una giustizia di transizione.
Che cosa significa giustizia di transizione? Che diciamo, la giustizia di transizione è quella procedura che permette di accompagnare la transizione da un regime di carattere autoritario, totalitario, antidemocratico, liberale, dipende, verso l'apertura verso la democrazia. Se ancora possiamo utilizzare il termine democrazia, io penso di sì, spero di sì. Qualcuno lo discute oggi, lo mette in discussione, io spero che si possa ancora fare. Quindi tutti gli altri paesi hanno attuato delle procedure, nel caso dell'Europa orientale si sono chiamate procedure di lustrazione. Che cosa significa lustrazione? Un termine che viene dal latino, significa rendere chiaro, illuminare per certi versi, no? Lustratio. Illuminare significa, ad esempio, porre fine al segreto di Stato. Significa attuare delle procedure di verifica su quelli che sono stati gli apparati, impedire che gli apparati si prolunghino la loro vita, che quindi ci siano troppe eredità dai vecchi apparati, apparati amministrativi, apparati giudiziari, apparati ad esempio dei servizi di sicurezza. L'ex Unione Sovietica non ha conosciuto procedure di lustrazione. Perché? Ci sono state delle proposte in questa chiave, ma sono state bloccate durante gli anni 90. Addirittura la deputata, si chiama Galina Starajvotova, che è la più importante deputata del Parlamento russo, che aveva proposto in modo molto concreto delle procedure di lustrazione adattate al caso dell'ex Unione Sovietica, viene assassinata nel 1997. È uno dei più importanti omicidi politici degli anni 90. E quindi la Duma, il Parlamento russo, non prenderà mai in esame questo progetto di riforma. Questo che cosa significa? Quindi sto arrivando un po' alla lontana, però cerco di rispondere alla sua domanda, che è una domanda a cui è difficile rispondere. Significa che il centro, vale a dire Mosca, dunque la Federazione Russa, ha conservato nelle proprie mani il sistema dei servizi di sicurezza. Quindi i servizi di sicurezza dei paesi post-sovietici, le carte soprattutto, vengono prima della deflagrazione, vengono trasmessi a Mosca, in massima parte. Quindi all'Ucraina è rimasto poco dei servizi di sicurezza, delle carte, della documentazione. E quindi un grande potere viene conservato dal centro, e quindi da Mosca. E dunque, è questa la grande eredità che la Federazione Russa oggi ha avuto rispetto a tutti gli altri paesi, che per molti versi sono rimasti sottomessi, tra virgolette. E quindi quando hanno avviato delle procedure di democratizzazione sempre più importanti e di, diciamo, e un'aspirazione ad una sovranità vera, si sono trovati di fronte alle difficoltà. Sono questi i problemi delle rivoluzioni arancioni, della rivoluzione ucraina, della rivoluzione georgiana e dunque anche delle guerre che la Federazione Russa ha avviato nei confronti di queste rivoluzioni. Perché la Georgia nel 2008 ha perso il 20% del suo territorio, cosa che nessuno ricorda mai. Poi c'è stata la rivoluzione di Euromaidan, c'è stata la questione del Donbass, c'è stata l'annessione della Crimea e poi si è arrivati alla guerra del 2022. Quindi con un sistema politico in cui la sicurezza è rimasta, non lo si è capito immediatamente in tutta la sua entità, questo problema, ma è rimasto un punto importante nelle forme di governo e anche di dominio sulla società e sul sistema politico, amministrativo, in parte anche economico. Insomma, io sono sempre una persona molto chiara e molto esplicita. Non è un caso che Putin venga dai servizi di sicurezza. E questo è un dirigente che è diventato prima capo del governo nel 1999, poi presidente della Federazione Russa nel 2000 e nel 2025 è ancora presidente della Federazione Russa, tranne un brevissimo intervallo, diciamo, un mandato presidenziale che è stato preso da Medvedev, dopodiché è stata riformata la Costituzione. Nel 2020 c'è stata una riforma della Costituzione che permette appunto di rimanere vita naturale durante la presidenza. È chiaro che non c'è stata quella transizione e dunque queste repubbliche possono parlare, possono dire la loro voce, ma possono dire in modo non ci provano talvolta. E quindi la questione dell'Armenia è complicata, la questione della Georgia è complicata, la questione della Repubblica Moldava
è complicata e l'Ucraina abbiamo visto quanto è complicata. Non so se rispondo. Bene, io ringrazio nuovamente la professoressa Salomone e anche il pubblico per le interessanti domande. Vi do appuntamento il 17 dicembre per l'ultima conferenza di questo ciclo. Salve, buonasera. Grazie a tutti voi davvero, grazie molto. Interessante anche sì, molto belle domande, davvero, molto, molto, davvero. Una domanda perché ho visto che la gente cominciava a dire che sorte hanno avuto quelle migliaia di appartenenti alle famiglie degli ufficiali polacchi che erano stati deportati in Kazakistan. L'informazione non ce l'ho, no, se la sono cavata. Sì, dopo alla fine della guerra ci sono di nuovo stati degli accordi con il nuovo governo polacco. Quindi c'erano degli accordi anche prima, una parte di queste famiglie sono rientrate anche prima, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, quindi ci sono stati gli accordi Sikorsky,